La 30ª edizione dei Presepi in Arena quest'anno è dedicata a Papa Francesco. Da 30 anni questa grande stella cometa, architettura di 70 metri, tutta in ferro, ideata dall'architetto Rinaldo Olivieri, che esce dall'Arena e collega l'anfiteatro romano con Piazza Bra, rappresenta non solo la rassegna internazionale del Presepio, ma il Natale a Verona. La ricostruzione del segno astrale che guidò i magi verso la grotta di Betlemme richiama la rievocazione storica della Natività di Gesù, ambientata nella millenaria e suggestiva cornice degli arcovoli dell'antico monumento con oltre 400 opere presepistiche provenienti da mezzo mondo. Il percorso che accoglie il visitatore con alcune opere che raffigurano gli angeli della scultrice croata Margherita Kurstic comprende numerosi presepi realizzati attraverso audacissime prospettive intonate a colori sempre più vicini alla realtà naturale. Accanto ai presepi, per la quasi totalità opere uniche, la rassegna presenta opere d'arte che richiamano l'evento cristiano che ha cambiato il mondo, provenienti da musei e collezionisti di Francia, Spagna, Slovenia, Italia, Polonia, Svizzera, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Portogallo, Perù, Cuba, Corea, Cina e da molti paesi del continente africano. I numerosi richiami alla Natività di Gesù appartengono a 4 aree della cultura, in un certo senso integrate: spettacolo, arte, museografia e musica. Aspetti che suggeriscono al visitatore una particolare suggestione ed emozione, anche attraverso un allestimento realizzato con effetti speciali che mirano a valorizzare i singoli presepi e dare il giusto rilievo ai diversi pezzi presentati al di fuori del loro contesto originario. Nello stesso tempo invitano l'uomo di oggi a riflettere sul vero significato del presepio. La Fondazione Verona per l'Arena, organizzatrice della rassegna, anche in questa edizione ha privilegiato il significato della riscoperta liturgica del presepio moderno, aspetto che coincide con quella particolare e rapida evoluzione culturale di riti cristiani, in parte già presente negli anni 30 del XX secolo, confermati e sollecitati dal Concilio Vaticano II. La rassegna del presepio in Arena rimane aperta sino al 26 gennaio.